Ciao, buonasera a tutti. Questa sera continueremo con la spiegazione delle parole celtiche e delle parole come si sono sviluppate in italiano e in friulano. Abbiamo sicuramente la necessità di passare dal friulano per spiegare certi passaggi, perché non perché sia stata la lingua che ha creato l'italiano, assolutamente, abbiamo praticamente è chiaro che deriva dal fiorentino, che è un'altra, diciamo, lingua che non ha niente a che fare con l'etrusco piuttosto che col latino, ma che avendo avuto grande importazione di persone di parlata celtica dal nord e dall'Italia del nord in senso generale, poi unendo le tecniche del latino per creare la nuova lingua ha strutturato quella che poi è diventata la lingua per tutta la popolazione italiana e ha creato quelle similitudini che sono dovute al fatto che la lingua sottostante è una lingua celtica, che fanno parte un po' di tutte quante le lingue romanze. Parlando del friulano iniziamo subito a scoprire un po' di cose. In primo luogo parliamo della parola riga. Riga è un misto che ci fa capire che la popolazione che aveva a che fare con la pianura padana e con il nord Italia utilizzava la parola ga per dire avere e lo utilizzavano in maniera già finita come ga, mentre nell'indoeuropeo ga significa fare, avere in realtà, per cui ha avuto una sorta di piccola regressione, anche se poi è riconoscibile ad esempio in go, in ghe, che ce l'abbiamo nel Veneto, mi go fatto e la ga fatto, per cui questo ga definisce un avere. Avere riga, avere ri era già il nome della riga, per cui quello che oggi vediamo come la parola estesa riga in realtà è nient'altro che un avere pianta qui, qualcosa di fissato, di piantato, diciamo visibile, che era alla fin fine presente ovunque. Ad esempio, se diciamo il Rio delle Amazzoni, per cui riga perimetro, a perimetro c'è una riga, c'è un canale, un rivolo, un rigagnolo. Vedete che questo ri continua a essere estremamente importante, lo troviamo in molti termini. Ad esempio in Friuli abbiamo paesi come Aris oppure Parigi. Parì è estremamente interessante perché ci svela punta a fare righe. Cos'è questo punta a fare righe? Punta non sono nient'altro che dei pali, fare righe, fanno delle righe, erano delle vigne, come in molti paesi dove ci troviamo nella descrizione di Rovigno, per cui questo vigname, Sarvignan, Cervignano del Friuli, che troviamo anche in altre parti. Questo Cervignano non è lo stesso centurione, non sono dei centurioni che hanno dato a questi diciamo paesi i termini, no? È proprio la parola che si lega al vigname, al vigneto. Il Vignan, per cui avere anche lì la riga, si continua a avere questo ri che è stabile, per cui ci accorgiamo che il vino era fondamentale per questa gente. Questo ri lo troviamo ad esempio nella parola radice in friulano, per cui ad rie, ad sta per fare vicino, rie, riga, essere. Abbiamo capito che la radice è quella, la troviamo, questa similitudine, questo tipo di ragionare è un po' diverso nella parola radice in italiano, perché dice pianta, fare, ra, i, vicino qui, radì, c, è, cosa, essere, per cui pianta, fare, vicino qui, cosa, essere. È una cosa che fa vicino alla pianta, che è piantata vicino, per cui
ci dà la possibilità di capire proprio che sono parole che creano frasi, che queste frasi creano nuove parole, nuovi concetti finiti, perché loro descrivevano tutto e non avevano per forza di cose una parola già finita. Anche se stiamo parlando di tempi abbastanza antichi, per cui non è proprio così recente questa divisione così massiva delle parole. Iniziamo a vedere cosa succede ad esempio nella parola lucertola, una delle tante parole che indicano la lucertola in friulano. Ho scelto questa proprio perché ha all'interno la parola ri, per cui ci troviamo una parola che indica che ha molte righe, fare pianta, cosa qui essere, per cui è una cosa qui essere che fa pianta, che sta prendendo il sole in questo caso, per cui non sono piantate le righe solamente sulla cosa, ma è proprio un animale che prende il sole. Bisogna leggere al contrario la scritta, che dice che ha molte righe, per cui se guardiamo la lucertola ci rendiamo conto che effettivamente ha molte righe sulla schiena e identifica proprio questa sua caratteristica. Se andiamo ad esempio con il topolino di campagna che ha sopra una riga, in francese si dice souris, e in effetti ha sopra una riga. In friulano si dice sourie, per cui essere riga sopra. Vedete che continuo a leggere al contrario la terminologia, e questa cosa è estremamente interessante nel friulano, perché se loro cambiavano di poco la scomposizione delle lettere dicendo sur ie, per cui non surie, cambiando questo poco, questo suono di poco, potevano tranquillamente dire non voluta qui. E questo è non voluto, non voluta qui, non davano un maschile e un femminile all'origine, perché dovete tenere conto di una cosa: abbiamo iniziato dopo a definire se è un maschio o una femmina con interesse, e di conseguenza nell'italiano troviamo tutta una serie di problematiche che poi creano una gran confusione a livello generale su cosa è maschio e cosa non lo è, ad esempio il tavolo, la tavola, come abbiamo detto la volta scorsa. Andiamo avanti, per cui abbiamo visto che ci sono già due animali che hanno sopra le righe. Ci sono anche degli animali che sono tra virgolette diventati nomi dei paesi, come Pesaris. Pes significa pesce, aris a righe, è l'unico posto, ad esempio un posto molto ristretto in Friuli dove possiamo trovare i pesci a righe, che non sono null'altro che il temolo. Se non lo vediamo è proprio striato, ha delle righe lungo tutta quanta la sua struttura. I paesi di quella zona abitata lì vicino hanno e conoscono questo pesce. Il nome degli abitanti del paese dove ci sono questi pesci si chiama Aris, e il paese si chiama Pesaris, e abbiamo proprio questo cognome poi che se ne va in giro lasciando questo nome anche ad altri paesi come ad Aris, proprio in Friuli. Per cui ci troviamo il pesce a righe. Perché si dice pesce e perché si dice pessi in friulano? Punta a essere molto. Punta es pesce, no? Punta cosa essere, pesce è essere. Punta cosa essere molto anche in friulano, essere. Pesce e pesce, per cui c'è questo scivolamento che ha lo stesso tipo di significato. Se noi prendiamo un pesce e lo spolpiamo ci accorgiamo che ha molte punte al suo interno, per cui ha molte spine, e questo per loro era appunto essere molte, per cui erano molte punte al suo interno, era un animale con tante lische. E anche questo dimostra che stiamo comunque spaccando le parole, quello che dico lo potete verificare anche nella rosa, anche rallentando il video, andando step by step, e otterrete praticamente un risultato sempre coerente.
per cui non è quello assomiglia a quello come nella etimologia classica che deriva da perché assomiglia a quello, che assomiglia a quell'altro, che assomiglia a quell'altro ancora, no, è tutto diretto, per cui sono spiegazioni chirurgiche di quello che vedevano e sono descrizioni precise. Andiamo avanti e qui abbiamo lo scricciolo che in friulano lo chiamiamo favite, per cui è un animale molto vitale, appunto fare molta vita, e andiamo ad analizzarlo in maniera precisa. Partiamo sempre dal fondo, lo, per cui grande perimetro, ci troviamo praticamente in una situazione di grande perimetro, un perimetro più grande che quello che vedete su tutto quanto il corpo dell'animale e di conseguenza è quello che sta indicando. Poi qui perimetro indica un secondo perimetro che in questo caso è la testa, per cui abbiamo il corpo e il secondo perimetro è la testa. Lo stanno specificando con le dita perché è questa la chiave di lettura, loro indicavano tutto, dicevano una frase indicando i vari particolari del corpo, per cui sta dicendo su tutto quanto il corpo il perimetro qui che devi guardare, non devi guardare l'altro, devi guardare quello sopra. Cosa, i, cosa, riga non assieme. Guardate le ciglia dell'animale, vedete che c'è una riga che non si unisce assieme di fronte, per cui nel perimetro piccolo, per cui nella testa, ci sono due righe che non sono unite assieme. Cosa, riga, assieme non. Avete visto quanto sono precise queste diciamo, letture dell'animale? Sono estremamente precise, estremamente chirurgiche, non ci sono divagazioni, non ci sono giri di parole. Gli animali venivano descritti in maniera metodica. Prendo ad esempio la parola cane. Significa assieme fare, per cui sta assieme a noi, ne vuoto essere, per cui ci dà la possibilità di scacciare gli altri animali, le altre bestie, ci tiene pulita la zona, per cui cane. Capite che loro lo descrivevano per l'azione che faceva all'interno del proprio possedimento. Il cane aveva quel ruolo lì. Dog, vicino perimetro avere. Dog, lo vedete che comunque rimane. Cian in friulano, cosa qui fare vuoto, svuota, per cui anche quello è un cane da guardia. Cian in mandarino, anche quello è un cane da guardia, una variante del friulano. Chian, assieme qui fare vuoto, anche quello è un cane da guardia. Ci rendiamo conto che loro descrivevano le cose in maniera importante. Ci siamo spostati dall'Inghilterra, siamo arrivati in Italia, siamo arrivati in due varianti in Friuli e ci siamo spostati in Cina. Vedete che è estremamente curiosa questa cosa, perché la descrizione, anche se cambiano le parole, alla fine cadono lì. Ed è quello che poi scopriremo in moltissime parole. Loro guardano, possono cambiare il punto di vista, possono cambiare le considerazioni che hanno di un animale. Ad esempio noi abbiamo diciamo vari animali che vengono descritti per le caratteristiche, ad esempio il lupo, no? Si dice liov, no? Per cui c'è questa doppia O, grande perimetro acqua, fa dei grandi perimetri perché va sempre in giro e sui piccoli perimetri fa acqua, piscia, che è quello che fanno i cani, alzano praticamente si dice proprio ogni pisciata di cane per capirci quello che stanno facendo. In queste condizioni avete visto che scomponendo con queste matrici le parole arrivate allo zero linguistico, che sia greco, che sia italiano, che sia friulano, che sia inglese, è tutto quanto molto facile da scomporre. È chiaro che il friulano, essendo una lingua che è molto antica ed è stata isolata come in un cul-de-sac con l'arrivo delle popolazioni celtiche dal nord e dall'est in due diciamo ondate differenti di colonizzazione del Friuli, chiusi da una zona di paludi verso l'Italia, abbiamo conservato tutta una serie di matrici che ci permettono in maniera abbastanza
pulita di far vedere come si sono poi costruite ad esempio le parole in italiano e come sono nati i verbi, perché questa è una cosa estremamente importante. Tutti quanti i verbi che contengono la parola the sono legati in maniera molto molto stretta al concetto dell'acqua, per cui prendere l'acqua, portare l'acqua, e questo fa sì che ci sia la creazione di più verbi, per cui avere, avuto e via dicendo, che proprio si possono ricostruire grazie ai passaggi che ci sono all'interno del friulano, perché il friulano ha una lingua molto corta, per cui ancora molto conservativa, che ha già delle matrici finite che si possono comparare con delle matrici ad esempio delle lingue come il catalano piuttosto che l'occitano, definendo qual era stata la divisione più o meno nel 400 d.C. con l'arrivo delle popolazioni germaniche, verificando anche con le altre lingue romanze quali sono gli apporti, diciamo, le modifiche linguistiche che sono state fatte nel tempo, e andando a definire degli step evolutivi che fanno filo conduttore comune fra le varie popolazioni, per poi andare nelle popolazioni che hanno creato lingue, diciamo, un po' più evolute, come ad esempio l'italiano, oppure anche come le lingue celtiche del nord, e andando a capire che cosa è successo all'interno proprio di queste lingue. Io spero vi abbia fatto piacere ascoltare queste mie praticamente news, queste mie chicche su questo tipo di nuovo ragionamento proprio sulla linguistica. Il libro è la password delle parole, lo trovate nelle migliori librerie su Amazon e anche in ebook. È vero, parla della lingua friulana, ma pian piano, attraverso questa rosa che vi ho fatto vedere, questa margherita che vi ho fatto vedere, potete tranquillamente andare a ricostruire il siciliano piuttosto che il pugliese, piuttosto che qualsiasi lingua. Ne abbiamo 32 in Italia, per cui ce n'è tante in Italia, senza considerare poi quelle estere. Importantissimo da abbinare al friulano sono le lingue antiche isolate in giro per il nord Italia o sud Italia, e importantissimo la lingua sarda, le varie varianti della lingua sarda, perché non ce n'è una unica. Anche loro hanno ad esempio una zona catalana che è molto comprensibile ad esempio da noi friulani, che siamo al lato opposto, divisi dall'Italia, divisi praticamente da una divisione storica che è arrivata a causa delle popolazioni germaniche, da quella che era la componente celtica che stava a nord delle Alpi. Un saluto e ci sentiamo alle prossime parole sapiens celtiche. Ciao!